Forza d'Italia, per esprimere la nostra preoccupazione per il cambiamento climatico, per chiedere giustizia climatica e politiche adatte e chiederle ora, in questo momento. Iniziamo un pochettino magari a riscaldare la voce e quindi chiedo a tutti i presenti, anche chi non è qui con noi, se vuole partecipare. Cosa vogliamo? Giustizia climatica! E quando la vogliamo? Ora! Cosa vogliamo? Giustizia climatica! Quando la vogliamo? Ora! Giustizia climatica! Ora! Giustizia climatica! Ora! Giustizia climatica! Ora! 1, 2, 3. Sì, esatto, abbiamo deciso di organizzare anche noi questa piazza, oltre a Roma, Milano, Napoli ed altre 30 piazze in tutta Italia, per portare l'attenzione sul tema della crisi climatica. È ovviamente urgente e importante applicare quelli che sono anche già gli impegni presi dal nostro Paese su più fronti a livello globale, e vediamo invece un rallentamento di quella che è la spinta verso le politiche ambientali, per cui è opportuno implementarle sempre di più invece, e anzi agevolare quella che è ad esempio la transizione energetica anche nel nostro Paese. Esatto, sì, manca pochi giorni appunto la nuova COP, in cui già le prospettive non sono brillanti, su cui invece chiediamo un maggiore impegno anche a sostegno dei paesi in via di sviluppo, che hanno bisogno di fondi per poter applicare invece politiche anche di adattamento, e sicuramente ce lo ricordano le stragi e gli avvenimenti spagnoli delle ultime settimane, quanto sia imminente il rischio anche nella nostra Europa, anche nei nostri confini, quando invece cerchiamo sempre di guardare all'esterno, ma invece viviamo tutti i giorni anche una difficoltà climatica, e quindi vanno implementate, come dicevo prima, politiche importanti su questo fronte.